Cresce la rabbia tra i 130 migranti ospitati da mesi nel residence Magnolie di Eraclea. 24 ore fa la prima protesta, in strada una quarantina di richiedenti asilo. In mattinata parte di loro sono tornati in strada per calmare gli animi, necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Nel mirino la gestione della cooperativa solare, il cibo scadente e le eccessive lungaggini per ottenere lo status di rifugiati. Il tutto sotto gli occhi dei residenti della cittadina balneare. Sono rimaste sulla carta le promesse più volte ribadite dal prefetto di Venezia di spostamento dei profughi in altre strutture della provincia. Dopo le prime partenze per Cona, gli altri da Eraclea non si sono mossi e ormai l'inverno è alle porte. Ancora una volta punta il dito contro la gestione della prefettura il presidente del Veneto Luca Zaia. Quello di Eraclea è un hub sotto mentite spoglie e continua a essere fuori controllo. I facinorosi vanno allontanati e puniti a meno che non si abbia il coraggio di attivare il rimpatrio immediato. Legalità invocata anche dal massimo rappresentante della Chiesa di Venezia a margine dei festeggiamenti per il patrono di Mestre San Michele. Una legalità che deve però camminare per il patriarca Moraglia insieme a principi di accoglienza, solidarietà e integrazione. Una legalità che sia sempre capace di tenere presente i bisogni e le necessità di tutti, di chi è qui, di chi viene, perché la costruzione della nuova città credo che sia la fatica che ci premierà tutti. Tranquilla fino al tardo pomeriggio la situazione a Eraclea, ma la tensione resta alta e tutto può cambiare in pochi attimi.